Per capire quale possa essere il futuro prossimo del Monte Ortobene, anche alla luce dell'istituzione nel 2007 della ZPS, la zona di protezione speciale, che ha introdotto una serie di vincoli ma che ha aperto anche alcune opportunità di sviluppo compatibile, il Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, presieduto da Antonio Costa, ha organizzato una tavola rotonda intitolata Monte Ortobene la grande occasione, che ha visto dibattere del tema i sindaci del capoluogo degli ultimi 40 anni. Da Gonario Gianoglio a Giannetto Congeddu, da Nico Pau a Mario Zida e Alessandro Bianchi, fino all'attuale primo cittadino Andrea Suddu. L'incontro, ospitato nei giorni scorsi nell'auditorium della Biblioteca Assata, è stato coordinato dalla giornalista Flavia Accorda. Durante il dibattito sono state ricostruite le vicende anche amministrative che hanno portato all'attuale situazione in cui occorre decidere cosa fare del Monte Ortobene, che dominato dalla statua del Redentore è sempre stato nel cuore dei nuoresi. Per secoli è stata una fonte di reddito per gli abitanti di quello che allora era poco più di un borgo di pastori e agricoltori, poi è diventato un luogo di villeggiatura estiva per le famiglie nuoresi, ma anche per i vacanzieri alla ricerca del riparo dalla carola estiva, ma anche una fonte di ispirazione per poeti e scrittori come il premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda. Un rapporto simbiotico, quello tra la città e il monte, che però negli ultimi 30 anni è cambiato con i nuoresi che hanno smesso di frequentarlo con assiduità, da cui la necessità per la città, nelle sue diverse componenti amministrative e associative, di individuare un percorso che, partendo dalla priorità di garantire il rispetto ambientale, riporti il monte al centro dei pensieri nuoresi, in modo che le nuove generazioni possano fare propri i grandi tesori ambientali, culturali e storici dell'Ortobene e che questo torni ad essere un volano di sviluppo per l'economia cittadina.